ho preso lo zaino e l'ho portato nel dormitorio di fronte, alle scuole ex Diaz, ora Pertini. Lì dentro, entrando al pian terreno, c'è quella che credo sia la palestra con il parquet in terra, e mi sono messo nel sacco a pelo e poco dopo mi sono addormentato. Mi sono risvegliato sentendo dei fortissimi rumori provenire da fuori e la prima cosa che ho visto è dei caschi celesti entrare dalla zona della porta. Mi ricordo le frasi che hanno detto: questo è l'ultimo G8 che fate, stasera vi divertite di meno. Poi sono partite manganellate e calci. Io mi sono accorto che cominciavo a perdere sangue dal braccio, sentivo male dappertutto, non ho fatto in tempo a dire niente, forse ho detto perché, mi sembra di aver detto perché, mentre prendevo le botte. Io sono andato in un posto che mi sembrava un posto normale per dormire, ho preso una scarica di botte spaventosa, ho vissuto una situazione assolutamente scioccante, terribile, e poi mi sono ritrovato piantonato come un delinquente.